Partirei da uno spunto, visto che è una conversazione, suscitato da quello che ha detto Alberto. Guardate, una cosa credo debba diventare chiara nei prossimi tempi per chi si avvicina a cose venete, è una traduzione dal latino direttamente, cose venete. Il senso di non appartenenza ad una medesima, lasciamo perdere poi popolo è un termine impegnativo, a una medesima cultura, a un medesimo ambito culturale, è stato spezzato solo dalle armate napoleoniche in poi, perché prima non era in discussione. Quando Jacopo Figliasi, se non ero nel 1795 o addirittura nel 96, dà alle stampe il proprio studio sui Veneti, intitola Storia dei Veneti primi e dei Veneti secondi, laddove i Veneti primi erano quelli che oggi chiamiamo gli antichi Veneti, i Paleoveneti, i Veneti secondi erano quelli, come potete immaginare, che ricreano una storia veneta dalle lagune per poi riespanderla verso la terra, perché attenzione, anche il cuneo creato dalla propaganda prima napoleonica e poi di tutti i dominatori che si sono succeduti sulla nostra terra, il cuneo, la divisione tra Veneti è una divisione studiata a tavolino. Napoleone lo scrive all'Elba e dice: io ho un merito, ho mandato, lui chiamava tutti i veneziani chiaramente, per lui i veneti erano tutti veneziani, dice: io ho mandato, ho creato gli italiani, ho mandato tanti veneziani in Italia e ho mandato gli italiani nelle Venezie, perché era l'ora di finirla con questi particolarismi e perché si doveva fondare la nazione italiana, il padre della nazione italiana infatti era Napoleone Bonaparte. Questo cuneo è stato creato a bella posta perché, ripeto, nessuno dubitava. Venezia è stata creata da Padova, da Altino, da Oderzo, da Aquileia, questa è la realtà, che non facevano altro che portare una cultura mai sopita, che era la cultura dei Veneti antichi, pur romanizzati, ma mai sopita, di un popolo che aveva le sue caratteristiche, di cui parla Tito Livio, insomma, conosciuta. E rifonda un qualche cosa che Figliasi dice i Veneti secondi, che poi nella prima fase, pur appartenendo a un'unica identità, perché nelle volgari eloquenze Dante mai si sarebbe sognato di dividere il Veneto trevigiano da quello veneziano, sì è vero che parla di Listriano eccetera, però individua un ceppo veneto anche linguisticamente. Dicevo che poi vi sia stato un lungo periodo, parliamo di secoli, di separazione tra i veneti, i venetici poi sono stati chiamati, cioè i veneti delle lagune e i veneti dell'entroterra. Questo è un fatto dovuto agli avvenimenti politici, ma le dedizioni attraverso le quali le città del Veneto, e non solo del Veneto, per Veneto dobbiamo intendere l'antica estensione della Repubblica Veneta, si sono date a Venezia, non sono altro che un ritorno alla madrepatria, non nel senso nazionalista folle che impazza ed esplode nell'8-900 e che causa delle stragi immani che il secolo scorso ha conosciuto, nel senso di medesimo ambito culturale. Era Veneto un dalmata di Zara, era Veneto un uomo di Corfù, era Veneto un istriano. Gli istriani entrano nell'orbita di Venezia subito dal 1000 e soprattutto dopo il 1200, quasi tutte le città istriane, quantomeno orientali, sono consolidate nell'area veneziana. Quelli sono veneziani a tutti gli effetti, veneti a tutti gli effetti. Qui è una questione di appartenenza culturale che non distingueva assolutamente se poi il ceppo linguistico originario fosse greco, slavo o italiano. Questo è un primo fatto. Quando vi dicono ma questa Zabadea Venezia cosa c'entra, sono scemenze immani alle quali devo dire purtroppo dà fiato alle trombe anche il nostro sindaco di Venezia, il quale dice: non si strumentalizzi la bandiera di Venezia come se fosse una cosa che appartiene solo ai veneziani, insultando coloro che sia, per esempio, durante la Lega di Cambrai 1509-10, sia alla caduta della Repubblica 1797, in tutti i territori della Repubblica Veneta, sotto questa bandiera, non essendo veneziani, si sono fatti ammazzare come cani, dalle Pasque Veronesi alla Val Trompia alla Dalmazia. Questa era una piccola premessa che volevo fare per agganciarmi un po' a quello che aveva detto Alberto. Sgombrato il campo dalle scemenze, parliamo un po' di storia. Allora, questa
carrellata di secoli che noi dobbiamo fare, no? Perché è imbarazzante, io lo dico sempre, chi mi ha sentito più volte sarà anche un po' annoiato da questa premessa. Una carrellata di secoli è impossibile. Parlare della Venezia del 1000, parlare della Venezia del 1500 significa parlare di due realtà completamente diverse. Quello che è certo è che dalle lagune riparte un sistema talmente originale da improntare poi tra 3 e 500 la cultura europea e dunque mondiale. E non solo dal punto di vista, diciamo, del mito di Venezia, che Venezia stessa nel tempo ha abilmente cullato, e quindi del mito del buon governo, e quindi del mito della bellezza, il mito della invincibilità, il mito della difesa armata della città, ma anche dal punto di vista, per esempio, del sistema giuridico. La notorietà delle istituzioni veneziane era qualcosa di leggendario. Perché? Una ragione c'è. Voi pensate al mondo feudale, quindi dell'Alto Medioevo, e Venezia comincia a dar vita ad un sistema originalissimo. Prima della verità plasmato sulla falsariga di ciò che accade anche in altre città italiane, e poi via via assume e mantiene criteri di assoluta originalità. E facciamo degli esempi. Inizialmente non mancano a Venezia gli scontri interni tra le famiglie, quindi una sorta di conflitto sociale che, come sempre e come anche i nostri tempi insegnano, il conflitto interno è devastante. È il nemico numero uno, non è il nemico esterno è il numero due, il nemico interno è il numero uno. Una conflittualità che viene risolta con una comunanza di interessi. Queste genti capiscono, probabilmente agevolate anche dalla scelta che fecero i loro padri, cioè di stare tra le lagune, e quindi con un aureo isolamento che doveva essere difeso ad ogni costo e che cementava la volontà e il modo di vivere di questa gente, dicevo, queste genti danno vita ad una coesione sociale invidiabile. Come dicevamo? Creano dei sistemi con una mentalità molto pragmatica, cioè via via sperimentano, non pretendono di scrivere costituzioni, codici, sperimentano. Sono mercanti, sono artigiani, sono persone concrete e mettono in campo il buon senso. Il primo diritto veneto è un diritto consuetudinario. Attenzione, in un mondo in cui il diritto romano era già da secoli fondato, seguito ovunque, indiscusso, considerato l'unica fonte possibile del diritto nella sua massima concezione ed espansione. Questa gente ricorre a delle consuetudini, quindi senza far leva su principi difficili da applicare, troppo tecnici, troppo a volte macchinosi. Questo nei rapporti tra privati. Nel pubblico cominciano ad affidarsi inizialmente a una figura, che è quella del dux, del doge. Attenzione che questo è frutto però di un lavoro interno e di effetti di politica internazionale. Siamo in un mondo che prima deriva direttamente da quello bizantino, quindi il modello del dux, del doge, è quello del Basileus, dell'imperatore di Bisanzio, che è l'imperatore per antonomasia, per ricchezza, per potere. L'imperatore del Sacro Romano Impero germanico al confronto è un rozzo badilante, per capirci. Da questo modello bizantino nasce, si forgia la figura del capo di una comunità, inizialmente, ma non interessa, si dice addirittura che sia un vero e proprio tribuno bizantino, e quindi romano nel senso orientale del termine. Dopodiché si pensa da Orso Ipato in poi con certezza vi è una autonomia di figura anche rispetto alle figure tribunizie. Attorno a lui si creano già dei consigli, inizialmente pochi consiglieri,
Quindi comincia un'aggregazione da subito attorno a un uomo, quindi una figura istituzionale che non fa mai a tempo a diventare tiranna, non fa mai a tempo ad avere il monopolio del potere, perché questa aggregazione naturale di genti fuggite da luoghi diversi da subito ricerca il controllo reciproco del potere, la diffusione del potere e del benessere, quindi era da subito nemica della concentrazione in un'unica persona. Proprio il culto della personalità nasce come un culto sconosciuto tra le genti venete, una forma di democrazia innata di queste genti, che ha probabilmente radici lontane, ma non è questa la sede per parlarne. Questo controllo via via si fa sempre più importante, perché inizialmente effettivamente il doge è iudex, è giudice, oltre che dux, capo dello Stato anche in senso militare. È lui che amministra la giustizia tra San Marco e Rialto, ma comincia ad amministrarla appunto con dei consiglieri. Questo sistema funziona assieme a un'assemblea popolare, l'arengo, la concio, dicevano i latini, che questa sì è, come vi dicevo prima, una caratteristica comune all'epoca a molte città italiane. L'arengo inizialmente elegge il doge ed elegge i consiglieri ed è un'assemblea popolare in senso proprio, rappresenta tutto il popolo veneciarum dei venetici. Questo arengo intorno al XII secolo, quindi 1100, 1140, 1120, 1150, le date sono diverse, comincia ad essere affiancato innanzitutto dal Maius Consiglio, dal Maggior Consiglio, quello che poi diverrà il Maggior Consiglio. Ma già vengono create le quarantie. Pensate che la prima quarantia nasce proprio come interposizione nel meccanismo elettorale del doge. Mentre prima l'arengo nominava direttamente il dux, ad un certo punto l'arengo deve eleggere 40 soggetti, i quali saranno i grandi elettori del doge. Questo meccanismo nel tempo, voi sapete, diventerà un meccanismo molto complesso. Questo primo meccanismo semplice crea i 40, che poi diventano tutt'altro e diventano la prima forma di tribunale importante della Repubblica Veneta. Ma poi viene ufficializzato il minor consiglio, cioè i 6 consiglieri del doge. Poi comincia ad affacciarsi il consiglio dei pregadi, cioè il senato. Insomma, questa struttura costituzionale della Repubblica si affaccia ufficialmente nel secolo XII, ma non è il frutto di un'invenzione. Vedete la differenza tra la cultura che nasce dalla Rivoluzione francese, che decide che tutto deve cambiare all'improvviso, che tutto deve essere rifondato, rigenerato, tutto deve essere azzerato, perfino i nomi dei mesi, perfino il nome, il suddito diventa citoyen, diventa cittadino, tutto deve cambiare. Tutto quello che c'era prima è da buttare, tutto quello che c'è dopo è da salvare nella direzione che decide chi? Che decidono i grandi padri della patria, i rivoluzionari. Venezia è il contrario, è il valore della tradizione. Dove troviamo un esempio simile in Europa? In Inghilterra. Lo stesso stratificarsi concreto della tradizione, che crea saggezza, che crea leggi sagge, che vengono condivise da aristocratici, da mercanti, da popolani, da una comunità coesa. Dicevo, queste istituzioni si consolidano intorno al XII secolo e l'arengo via via comincia a perdere le proprie prerogative, fino alla cosiddetta serrata del Maggior Consiglio. La serrata del Maggior Consiglio è un fatto che avviene nel 1297. Il 97 è un numero strano per la storia della Repubblica di Venezia. Nel 697 c'è l'elezione del primo doge Pauluccio Nafesto, nel 1297 c'è la serrata del Maggior Consiglio e, come sapete, nel 1797 finisce la storia della Repubblica Veneta, dei Veneti II. Nel 1297, dopo una serie di tentativi infruttuosi, già dal 1295-96, probabilmente anche da anni prima, di far sì che le famiglie che appartengono già al Maggior Consiglio rimangano per legge
sempre quelle, cioè una chiusura, come dice il nome serrato del Maggior Consiglio, questi tentativi, dicevo, divengono realtà. Per la prima volta questa proposta di legge ottiene la maggioranza, grazie anche all'intervento del doge Pietro Gradenigo, chiamato Pierasso proprio dal popolo, infatti spregiativamente il popolo è rimasto escluso da questo tipo di consesso, e queste famiglie quindi diventano le famiglie nobili veneziane. C'è un'ultima aggregazione nell'ultimo momento, per cui voi trovate circa un secolo dopo 120 famiglie per circa 1200 appartenenti al Maggior Consiglio. Questi sono i numeri di quel torno di tempo. Vedete che, scherzando e ridendo, io sto come niente fosse viaggiando nell'arco di 3 secoli, vado e vengo in andata e ritorno per 3 secoli, quindi è un'operazione difficile, se vogliamo anche un po' arbitraria, ma è per dare un po' l'idea. Ovvio che quindi questa situazione depauperi completamente il potere dell'Arengo, della Concio, che rimane formalmente per acclamare il doge, e poi nel 1423, quindi vedete molto tempo dopo, viene formalmente soppressa con legge del Maggior Consiglio. Questo passaggio di poteri in realtà non fu traumatico, perché quello che vuole far vedere certa storiografia, anche qui rivoluzionaria, alcuni libri editi nel 1798 dopo la caduta della Repubblica in particolare, è che vi sia stato una specie di colpo di Stato, come lo intendiamo oggi, no? Un manipolo di cattivi nobili prende il potere e trasforma la democrazia in una tirannide. Non fu affatto così. Si trattò di una sostanziale presa d'atto, che dobbiamo poi concretizzare e correlare all'epoca di cui stiamo parlando, in cui il concetto di democrazia, come lo intendiamo noi, non sfiora le menti di queste persone. Una presa d'atto del fatto che una determinata classe dirigente, che come tutta l'Europa dell'epoca si concentrava non solo su singole persone ma su famiglie, decideva le sorti di un'intera comunità, vuoi per ragioni di censo, anzi per l'epoca soprattutto per ragioni di censo, vuoi per ragioni alcuni di antica derivazione appunto della famiglia stessa. Ecco perché questa trasformazione costituzionale, primo, fu legale perché fu fatta a colpi di leggi nelle quali, al varo delle quali all'epoca partecipava anche quel ormai esiguo strato di popolazione che poi verrà esclusa. Ed ecco perché non vi è una sola ribellione popolare, non vi è una rivoluzione, non vi è una rivendicazione anche violenta, non succede niente, non perché sia un popolo imbecille o imbelle, ma semplicemente perché era all'epoca una naturale evoluzione delle cose. Questo può essere visto con antipatia per chi è abituato ed è nato con l'idea del suffragio universale, del diritto di voto, eccetera, sul quale non ci soffermiamo, non è la sede, non sono la persona indicata. Ma bisogna pensare a un effetto, uno dei tanti effetti positivo. Questo fa sì che la rivalità tra le famiglie, che nelle altre città italiane devasta lo Stato, venga praticamente definitivamente meno. Non nel senso che non vi sarà sempre, come in ogni società, come in ogni aggregato politico che si rispetti, una qualche rivalità. Non nel senso che non vi sia la lotta per il potere, che anch'essa è connaturata alla natura umana, perché parlerei di stupidaggini e non di cose reali, ma nel senso che non vi è più quella conflittualità che diventa lotta intestina che devasta dall'interno, che distrugge dall'interno lo Stato. Perché? Perché, come osservano alcuni, la sicurezza che io appartengo al Maggior Consiglio, che apparterà a mio figlio, eccetera, fa sì che io non abbia più spinte distruttive per far valere, per promuovere me stesso e la mia famiglia. E, come dicono acuti osservatori e storici, questo paradossalmente diventa una ricetta salvifica per lo Stato, perché questa gente comincia sempre di più, anzi non comincia, lo faceva già, privilegia sempre di più l'interesse pubblico dello Stato rispetto agli interessi privati. E proprio perché sono la classe di governo, tra di loro sviluppano dei magnifici meccanismi di controllo reciproco e incrociato,
che fanno sì che vi siano cariche molto brevi, le magistrature il massimo era 1 anno, la norma era 6 mesi nella durata delle cariche pubbliche. Dopodiché non si poteva immediatamente accedere a un'altra carica, vi era il cosiddetto periodo della contumacia, la vacazio, cioè il momento in cui si doveva stare a casa con le mani in mano o tornare in maggior consiglio e fare politica ordinaria senza occupare cariche pubbliche di un certo rilievo, che faceva sì che le cariche più importanti, quelle costituzionalmente rilevanti, intendo il Doge, il procuratore di San Marco, fossero cariche soprattutto pesanti sulle spalle non del pubblico ma del privato. Questa gente, signori, quando accedeva a determinati posti pubblici, determinava spesso, non dico la rovina, ma insomma un dissesto finanziario per la famiglia, per le spese di rappresentanza, per tutto ciò che comportava il sostenere dignitosamente in faccia allo Stato la carica pubblica. Come adesso, esatto. Proprio come adesso.